Siccome si dice che non si fanno investimenti nella sanità, vi ricordo che l'anno scorso, cioè l'anno passato, noi abbiamo fatto 371 milioni di euro di investimenti. Sto parlando di infrastrutture. Adesso oggi vi diciamo ufficialmente, e vi consegniamo anche un dettaglio di questi investimenti su 17 presidi ospedalieri per 437 milioni e 300 mila euro. Da Palazzo Balbi il presidente della regione Luca Zaia annuncia un nuovo piano di investimenti sulla sanità. L'attenzione per il settore in Veneto è massima, dice, la colpa è che pensiamo a lavorare e non a comunicare. I quasi 440 milioni di euro andranno ad adeguamenti infrastrutturali e di ampliamento in 17 ospedali e all'acquisto di una nuova tecnologia basata anche sull'intelligenza artificiale. Tra gli interventi più significativi, 58 milioni per la realizzazione dell'Angelino, una nuova struttura vicino all'ospedale dell'Angelo di Mestre che permetterà una maggior distribuzione dell'attività ospedaliera. Le liste d'attesa restano invece un tasto dolente che paga pegno ad un problema strutturale del personale sanitario nel nostro paese. Mancano 3.500 medici in Veneto e 50.000 in Italia. Dall'altro, ovviamente, c'è un incremento negli anni, di anno in anno, delle prestazioni. Noi 2023 rispetto al 2022, tanto per darvi un dato, abbiamo più 35% risonanze addominali. Ci vogliono medici, ci vogliono 3.500 medici, se facessero 10 visite al giorno sarebbero 35.000 prestazioni al giorno. Praticamente noi azzeriamo le liste d'attesa in 3 giorni. Le 5.000 persone che hanno manifestato per la sanità a Belluno cosa pensi? Penso che sia un diritto democratico manifestare, però è altrettanto vero che un altro diritto democratico è quello di dire che ci sono i numeri che dimostrano il contrario. Dopodiché io ho rispetto delle idee di tutti, ma dire che è una sanità dimenticata sapendo quanto abbiamo investito siamo disposti a dimostrarlo in qualsiasi istante. Sentir dire che abbiamo chiuso ospedali che non abbiamo mai chiuso o altre robe del genere, si figuri